Quarta corsa, in pista le femmine di 2 anni che non abbiano mai vinto in carriera. Maiden, 8 dietro le ali dell'Autostart, numero 1 Itaca DVS Giuseppe Ruocco, 2 Irosez Antonio Di Nardo, 3 Izquierda Edoardo Baldi, 4 Idea B Riccardo Pezzatini, 5 Iside 3B Alessio Di Chiara, 6 Igea Trio Giuseppe De Filippis, 7 Ivanca GSO Andrea Farolfi, 8 Irma di Girifalco Lorenzo Baldi. Autostart che sulla curva di sinistra inizia a raccogliere i concorrenti, non tocca per il momento l'ala Iside 3B che è l'ultima a raggiungere l'allineamento ed è tutto pronto per il via di questa quarta corsa premio Evita Brolin. Partiti. Igea Trio dall'esterno cerca di andare al comando ma trova l'opposizione di Irosez che si installa al comando, si imbocca la prima piegata con Irosez in vantaggio, di fuori Igea Trio, in terza posizione Itaca DVS, poi Izquierda che precede Irma di Girifalco, quindi Ivanca GSO, Iside 3B e di fuori Idea B. Intanto si sono agganciati Igea Trio e Itaca DVS che portano indietro tutto il gruppo con la mossa da parte di Irma di Girifalco che è stata più lesta a schivare l'agganciamento. 400 in 37, Itaca DVS che rimane seconda, si sistema terza Irma di Girifalco, poi Izquierda, Ivanca GSO e quindi Iside 3B insegue Idea B. 47,4 per i primi 600 metri di corsa, con Irosez in vantaggio, in seconda posizione Itaca DVS, di fuori avanza Izquierda che si porta in scia Ivanca GSO, poi Irma di Girifalco e alla retroguardia Iside 3B. 1,2,8 per i primi 800 metri di gara, con Irosez sempre in vantaggio nei confronti di Itaca DVS, di fuori prova a progredire Izquierda che però per il momento stenta, mentre ha avuto un arresto Iside 3B al chilometro in 1,17,8. Irosez sempre in vantaggio nella sua scia, Itaca DVS, Izquierda che prova a farsi luce al largo trascinandosi Ivanca GSO. Passa in seconda posizione Izquierda all'imbocco dell'ultima curva, va in scia Irosez, il quale allunga in progressione, si muove Ivanca GSO sulle sue tracce. Irosez in vantaggio, Ivanca GSO che prova a ricucire il gap all'imbocco dell'addirittura d'arrivo. Irosez è in vantaggio nei confronti di Ivanca GSO, gli altri più indietro, sbaglia Izquierda. Irosez nel finale si mantiene netto in avanti. Irosez che vince la sua prima corsa in carriera, al secondo finisce Ivanca GSO, al terzo Irma di Girifalco. 1,16,7 per la vittoria wire to wire di Irosez, figlia di Axel Rose e Letizia, in percorso d'avanguardia. Si può permettere anche 400 metri iniziali molto comodi, visto che dopo il lancio alle sue spalle si erano agganciati, poi allunga bene, stacca nel finale, trova la prima vittoria, seconda Ivanca GSO che in carriera è sempre arrivata seconda, al terzo Irma di Girifalco.